Alle 14:50 l'esplosione che ha fatto tremare la montagna. Cittadini residenti in Nasi all'insù hanno guardato il momento esatto, proprio quando parte della frana è venuta giù. 40 le cariche di dinamite posizionate da Veneto Strade. In un attimo sono scesi oltre 1300 metri cubi di pietra, rocce che sono piombate sui container sistemati a protezione delle case. Un'operazione certosina che ha fatto tirare un respiro di sollievo, soddisfatto l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Diciamo che è andata bene, possiamo tirare un primo sospiro di sollievo, è stata fatta brillare gran parte della frana, c'è ancora una parte che va rimossa, però diciamo che la situazione di rischio è molto migliorata e quindi adesso si può intervenire ragionevolmente con i mezzi meccanici e quindi insomma diciamo che il primo sospiro di sollievo lo possiamo tirare. Una parte della frana è scesa, ma l'intervento non è concluso, si potrebbe continuare, spiega l'assessore Bottaccin, con i mezzi meccanici. Adesso si interverrà nella parte superiore dell'alto con mezzi meccanici, verrà tolto del materiale appunto partendo dalla parte alta e poi si procederà verso il basso. Non è escluso, ma adesso stanno valutando un ulteriore intervento come quello di oggi, però ripeto, diciamo che nel complesso è andata molto bene e quindi siamo molto fiduciosi e i tempi di rientro anche delle persone evacuate penso che potranno essere molto compressi. Un'esplosione a poca distanza da quel piccolo borgo diventato fantasma il 12 maggio, quando, in fretta e furia, i cittadini furono allontanati dalle loro case. Ma loro non si sono mai arresi, ogni giorno si sono recati nei pressi del borgo per controllare i movimenti della frana ed oggi, per la prima volta, sono riusciti a sorridere. Non è ancora finita, ma ora è più che una speranza. Presto potrebbero tornare nelle loro case o riprendere le loro attività produttive. Martedì o mercoledì l'assessore regionale Veneto Strade e amministratori faranno il punto della situazione. Ci vorrà qualche settimana, dicono, per ripristinare tutto, ma ora la salvezza del borgo è più vicina.